Le strade in Veneto vanno bene? Io credo che ci sia molto da fare. Innanzitutto abbiamo diversi soggetti che intervengono sul tema e qui bisogna razionalizzare, bisogna pensare alle politiche infrastrutturali relative alla viabilità in termini molto più moderni, molto più organizzati e, se vogliamo, anche senza che vi siano dispersioni di livelli decisionali che non vanno in sintonia tra di loro. In Veneto abbiamo concessionario autostradale Veneto, abbiamo la Veneto Strade e poi c'è ancora l'ANAS, che è una struttura statale con la quale non sempre in termini di tempi e di organizzazione si riesce a dare risposte tempestive appunto alle esigenze della miglior viabilità del Veneto. Quindi bisogna concentrare all'interno di Veneto Strade questa realtà disomogenea e fare in modo che a esigenze di nuova viabilità o meglio ancora di viabilità resa più sicura, resa più funzionale, resa meno dispersiva in un territorio che ha bisogno anche poi di protezione ambientale, di riconversioni anche stradali, perché questo è quello che noi dobbiamo affrontare, si torni ad avere un ente regionale intorno alla Veneto Strade capace di dare risposte secondo le esigenze delle nostre realtà territoriali, delle imprese, delle comunità, delle amministrazioni locali che devono essere coinvolte da protagoniste nelle scelte che ci riguardano tutti.